Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Apriamo il nostro telegiornale con il provvedimento di chiusura per 75 giorni disposto dal questore di Pordenone nei confronti del Papi on the Beach, il locale di Roveredo in Piano, dal quale è partito un focolaio Covid che ha riguardato oltre 50 persone. Secondo le indagini della polizia, la festa del 18 luglio scorso con assembramenti e balli ha creato pericoli per la salute pubblica. La festa della notte del 18 luglio è costata carissima al Papi on the Beach, il locale di Roveredo in Piano, dal quale, secondo la ricostruzione del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria, è partito un focolaio Covid che si è allargato a 55 giovani presenti alla festa, residenti nel Pordenonese, in provincia di Treviso e alla base USAF di Aviano. Dati trasmessi alla questura di Pordenone che dopo le indagini ha stabilito la chiusura del locale per 75 giorni, disposta dal questore Marco Odorisio. Le indagini della polizia hanno riscontrato, raccogliendo le testimonianze di una ventina di giovani che avevano partecipato alla festa, assembramenti e ragazzi senza mascherina che ballavano gli uni vicino agli altri, ricostruendo una vera e propria serata da discoteca abusiva con 300 persone che hanno ballato dalle 23 alle 4 del giorno seguente, scatenando il maggiore focolaio Covid della regione. Gli agenti della questura hanno anche accertato come fossero state organizzate per ogni fine settimana della stagione estiva serate dello stesso tipo nel locale in assenza della licenza che regolamenta le attività di ballo. Il locale inoltre era già stato sanzionato con una prima chiusura di 90 giorni nel maggio del 2019, sempre per ragioni di sicurezza pubblica. Il questore ha trasmesso al sindaco la proposta di revoca della licenza nei confronti del Papi on the Beach. E i gestori del Papi on the Beach si difendono e non vogliono passare per untori. Misurata la febbre a tutti i clienti, non ci sono stati balli, dicono con questo provvedimento siamo affossati. Possibile che i contagi siano avvenuti tutti da noi? Si chiedono, ascoltiamoli. Non ci stanno i gestori del Papi on the Beach a passare per untori dopo il provvedimento della questura che ha chiuso il locale per 75 giorni. Un pugno, a loro dire eccessivamente duro, a fronte del fatto che tutte le norme erano state rispettate, controllo della temperatura all'ingresso con 3 infermieri e sicurezza privata, oltre ad accessi separati, piste occupate dai tavolini e divisori ai banconi. Il tutto peraltro all'aperto. Secondo i gestori del Papi l'azienda sanitaria li ha contattati il martedì per le prime positività, troppo presto perché i contagi si fossero creati nella festa. Così come sono state, secondo loro, molte altre le feste nel circondario per le quali non si è proceduto a verifiche. Perché, si chiedono, sostenendo che da loro è stato fatto il possibile per contenere gli assembramenti? Forse, in qualche caso, per alcune canzoni i ragazzi si sono avvicinati, ma era impossibile ballare. Dicono, sottolineando che lavorano con la licenza da bar e non da disco. L'amarezza è tanta, sottolineano, perché dopo 1 anno e mezzo di chiusura e ora la stagione finisce qui per noi. Il locale era già stato chiuso in questi weekend e non riaprirà di certo più in estate. Il ricorso al TAR, inutile gettare i pochi soldi che abbiamo, dicono, è una battaglia persa. Un friulano risulta disperso da 3 giorni in Sardegna, in provincia di Nuoro. Si tratta di un ingegnere di 55 anni domiciliato allo Zorai, del quale non si hanno notizie dal 23 luglio. Dopo il ritrovamento della sua auto sul sopramonte di Baunei, le ricerche delle squadre di soccorso si sono ora concentrate nel territorio impervio di Punta Margiane. Questa mattina sono ripartiti i sopralluoghi dei Vigili del Fuoco di Nuoro, del Soccorso Alpino e degli uomini dell'unità TAS, topografia applicata al soccorso. Si setaccia una vasta area utilizzando unità cinofile, droni e camere termiche notturne, enorme lo spiegamento di forza in campo. È ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Burlo Garofalo di Trieste una bambina di 3 anni di Doberdò del Lago che ha rischiato di annegare ieri pomeriggio mentre giocava nella piscina di casa. È stato il papà ad accorgersi di quanto stava succedendo e a soccorrere la piccola che, tratta in salvo, respirava con difficoltà. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine hanno restituito un volume del 1918 all'Austria dopo averlo sequestrato in un esercizio commerciale di settore a Gorizia. Denunciato per ricettazione l'uomo che lo ha messo in vendita, mentre nessuna responsabilità per l'esercente. È ripresa oggi l'attività delle pattuglie miste Italia-Slovenia per il contrasto dell'immigrazione clandestina lungo i confini della nostra regione. Ferme da marzo 2020, era stata auspicata una ripartenza già dall'agosto dello scorso anno.
Sono ripartite oggi dopo quasi un anno e mezzo di stop le pattuglie miste Italia-Slovenia e l'attività, incentrata sulla lotta al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sarà implementata anche con l'utilizzo di droni. L'attività congiunta era stata sospesa a causa della pandemia il 12 marzo 2020. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese avrebbe voluto riprendere già lo scorso agosto, poi la seconda ondata Covid ha rallentato tutto. L'obiettivo al momento però di difficile realizzazione è di estendere le pattuglie anche alla Croazia, coinvolgendo i tre paesi in una serie di attività sui confini orientali dell'Unione Europea. Attualmente c'è stato un rallentamento negli arrivi dopo alcuni mesi, maggio, giugno e luglio, dove la pressione dei migranti è salita in maniera importante con oltre 3.800 intercetti dal 1 gennaio a metà giugno. Sui 200 km di confine tra Italia e Slovenia, con 58 valici e soprattutto un'infinità di sentieri, ogni giorno sono operativi un centinaio di operatori tra forze dell'ordine e militari. Il servizio di pattuglie miste è ripartito nelle province di Trieste e Gorizia in Italia e Nova Gorica e Capodistria in Slovenia. Duro il commento del SAP, sindacato autonomo di polizia, che parla di spreco dei pochi uomini a disposizione della polizia di frontiera. Ancora una volta, denuncia il segretario provinciale Lorenzo Tamaro, non si è voluto affrontare un problema nella sua dimensione reale, ma si è preferito relegare la lotta ai trafficanti umani all'immagine di uno spot pubblicitario. Aumentano i contagi da Covid tra i cittadini del Friuli Venezia Giulia e dopo un periodo di casi zero tra operatori delle case di riposo e il personale delle aziende sanitarie, in questi ultimi giorni il virus purtroppo si è ripresentato. Per il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi l'immunità di gregge è ancora lontana. Preoccupazione per l'impennata di casi Covid in Friuli Venezia Giulia. Ieri 96 i nuovi contagiati su 5.681 test eseguiti, mai un dato così alto dal 13 maggio scorso. Per l'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi l'immunità di gregge è ancora lontana e si cominciano a registrare anche casi tra i dipendenti delle strutture di riposo e del personale delle aziende sanitarie. L'impennata è confermata anche dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia. Dal 21 al 27 luglio i casi positivi per 100.000 abitanti sono stati 42, con un aumento del 202,2% rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19, pari all'1% in entrambi i casi. Secondo il report, in Friuli Venezia Giulia la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 52,6%, qui si aggiunge un ulteriore 8,2% solo con la prima dose. L'introduzione del Green Pass, ha commentato Riccardi, ha giocato un ruolo rilevante per convincere gli indecisi a vaccinarsi. Negli ultimi giorni sono oltre 6.000 le persone, metà under 40, che si sono prenotate. È stato aperto oggi il tratto autostradale tra Gonars e Nodo di Palmanova della 4 in vista del primo weekend estivo da Bollino Nero. Con questi sono 30 i chilometri totali a 3 corsie, con la demolizione e la ricostruzione di 13 cavalcavie. Un risultato importante secondo il Presidente della Regione Massimiliano Federica. L'apertura del nodo di Palmanova permette finalmente di non avere più cantieri nel tratto Gonars-Palmanova e si aggiungono ai 26 chilometri già completati del tratto Avisopoli-Gonars. Questo importante asse di collegamento a 3 corsie finalmente permette di andare avanti nella grande opera che abbiamo deciso di fare, ovvero le 3 corsie per il tratto di competenza della 4 di Autovie Venete. È un'opera di carattere internazionale che, voglio ricordare, il territorio, quindi Regione, Autovie Venete, la struttura commissariale, finanzia quasi totalmente con risorse proprie, tranne 160 milioni che sono arrivati dal governo nazionale. Per questo proprio la Regione vuole sensibilizzare il governo, anche per quanto riguarda il PNRR, della strategicità di quest'opera, un asse di collegamento europeo che aiuta e aiuterà economicamente non soltanto la nostra regione, ma tutto il paese e tutto il continente. Devo ringraziare coloro i quali si sono impegnati nel portare a termine i lavori, sia la struttura commissariale che Autovie Venete, perché anche all'interno di una pandemia che ha ridotto drasticamente i traffici, sono riusciti insieme ad andare avanti e concludere questi lotti. Stiamo proseguendo nei lavori, pensiamo alla parte in Veneto, ma anche proseguiremo successivamente nella parte prettamente del Friuli Venezia Giulia. Stiamo lavorando con il governo per andare a definire anche tutto l'assetto societario, ma non ci siamo mai fermati.
Giornata di lavoro ad oltranza oggi nell'aula del Consiglio regionale per completare il voto sulla legge che con le variazioni di bilancio. Ora di pranzo è prevista anche la protesta dei sindaci di centrosinistra, i quali accusano la maggioranza di essere stati esclusi dall'assegnazione di risorse. Oggi sarà l'ultima giornata di lavoro per il Consiglio regionale, poi appuntamento a settembre. Nel corso dei lavori dell'Aula si arriverà all'approvazione delle variazioni di bilancio per poi completare la legge che sposta la competenza delle strade ex provinciali dalla regione agli EDR, gli enti intermedi che andranno a ricreare delle province sostituendo le UTI creati in epoca Serracchiani. Oggi sarà la volta dell'Aula di approvare i capitoli dedicati alla sanità, al comparto del lavoro e agricoltura dopo il via libera di ieri ai capitoli ambiente, infrastrutture e cultura. Proprio sulle infrastrutture è scoppiata la polemica tra opposizione e maggioranza. L'accusa, partita da Patto per l'Autonomia e dal Partito Democratico, è di aver erogato risorse solo ai comuni governati dal centrodestra. Alle 13 è previsto un sit-in degli amministratori esclusi davanti alla sede del Consiglio regionale in piazza Oberdan a Trieste. Oggi è prevista all'oltranza nei lavori dell'Aula. Le variazioni di bilancio hanno un valore di 360 milioni di euro, il più alto degli ultimi anni. Sono passati 2 anni dalla chiusura del punto nascita di Palmanova, una scelta di puro interesse politico, sottolinea il sindaco della città stellata Francesco Martinez, una decisione improvvisa che ha generato un'enorme ingiustizia per tutti i cittadini della Bassa Friulana. È stato chiuso un punto da 800 parti l'anno che poteva vantarsi a livello nazionale delle professionalità, umanità e competenza dei suoi operatori e della qualità delle strutture. Da quel giorno, continua Martinez, è iniziato il costante declino dei servizi offerti dall'ospedale di Palmanova, nonostante le tante promesse, le manifestazioni popolari, la raccolta di firme, un declino evidente anche per la Tisana. Dopo il primo anno poco sopra i 500 parti, le proiezioni per il 2021 si assestano a circa 430 nati, un valore che porta purtroppo all'inevitabile chiusura, lasciando la Bassa Friulana completamente scoperta, conclude così il sindaco Martinez. Da anni il castello di Tricesimo, inserito nel comprensorio di Madonna Missionaria, è chiuso al pubblico. La Curia Friulana lo ha dato in locazione al comune, che provvederà a valorizzarlo, a renderlo fruibile ai turisti dal prossimo settembre. Il castello di Tricesimo sarà aperto al pubblico da settembre. La Curia lo ha dato in locazione a prezzo simbolico all'amministrazione comunale, che intende valorizzare sia l'area che la struttura. Quello di manutentare l'area, che era un po', diciamo così, abbandonata da alcuni anni, da una dozzina di anni non si fanno più attività, diciamo così, di carattere religioso, collegate anche all'attività del santuario della Madonna Missionaria, e diciamo così, l'abbandono degli ultimi anni comporta, ecco, la necessità di fare degli interventi di manutenzione soprattutto nella corte interna, anche per consentire alla popolazione tricesimana, non solo quella, di poter fruire di un bene storico, architettonico come questo, che è assolutamente straordinario ed è oltretutto anche poco conosciuto, perché il castello nei decenni passati era aperto, diciamo così, in momenti molto ma molto ridotti. Il telegiornale termina qui, ma tornerà in diretta alle 16:30, subito dopo la pubblicità. Appuntamento con A voi la linea. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.